Cos'è che può affascinare un giovane che affronta questo cammino? Sì, intanto il cammino stesso penso che sia una nuova occasione per tutti di diventare un po' pellegrini verso Roma, e anche il fatto che partiamo dai nostri territori per poi dalle nostre parrocchie camminando appunto per le varie tappe sarà un segno di noi giovani che cerchiamo di portare un po' il segno della fede in tutte le tappe che incontreremo. E sicuramente anche lo stare insieme, l'avere un respiro ampio, incontrare nuovi giovani che vivono la fede in altri contesti sarà, penso, una buona occasione per vivere questa settimana. Come si svolge questa iniziativa di cammino dei giovani? Questa iniziativa diciamo che si svolge un po' in tre momenti. Un primo momento che sarà quello di cammino vero e proprio, che si svolgerà da lunedì 6 a giovedì 9, e che ci vedrà percorrere un po' alcune vie delle nostre città. Partiremo da Rapallo, arriveremo a Chiavari, attraverseremo la Vagna per arrivare a Sestri, questo nelle prime 2 giornate. Poi invece ci sposteremo in diocesi di Spezia, dove da Framura andremo fino a Levanto e poi dove infine raggiungeremo Sarzana. Dopo la prima parte ci sarà la seconda parte, chiamiamola così, che è la giornata di venerdì, che sarà un po' la giornata di tutti i liguri, dove confluiranno anche i ragazzi delle altre diocesi della Liguria, oltre che Genova e Spezia, che faranno la prima parte con noi. E vivremo un momento di testimonianza in cattedrale a Spezia e poi andremo a Porto Venere, dove vivremo un momento di festa con la celebrazione eucaristica e poi un concerto del Gen Verde. E alla fine l'ultimo appuntamento, quello un po' centrale, il cuore della nostra settimana, che sarà l'appuntamento con il Papa a Roma, con la partenza il sabato, l'arrivo al Circo Massimo, dove ci sarà una veglia con il Santo Padre, poi un momento di concerto, di festa, una notte bianca in cui nelle varie chiese di Roma ci saranno vari avvenimenti, per concludere la domenica mattina con la Santa Messa e l'Angelus del Papa.